È giovedì 28 novembre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E una buona mattinata anche da Marco Carli. Allora, con Marco fra poco andremo ai quotidiani, intanto come sempre ci sono le notizie in primo piano. Cominciamo con l'operazione che è stata condotta dalla Procura di Catania contro i segnali delle TV a pagamento che vengono replicati poi illegalmente. Una blitz internazionale che fruttava, pensate, questa organizzazione 250 milioni di euro al mese. Sentiamo e vediamo. Gli utenti abbonati con soli 10 euro al mese avevano accesso ai palinsesti e tutti i contenuti on demand di Sky, DAZN, Mediaset, Amazon Prime, Netflix, Paramount e Disney+. Un vero affare, non c'è che dire, questo è quello che avranno pensato almeno oltre 22 milioni di utenti finali in Italia, in Europa e in altri paesi extra UE. Tutto ovviamente nell'illegalità. Catania è riuscita a ricostruire l'organizzazione piramidale che gestiva questi 3 miliardi di euro annui di business illegale. L'operazione Taken Down della Procura di Catania condotta dalla Polizia Postale della Sicilia Orientale, che ha coordinato l'azione di numerose polizie europee, ha permesso di smantellare una complessa, estesa e capillare infrastruttura informatica che gestiva oltre 2500 canali illegali e server che smistavano lo streaming dei segnali TV in totale anonimato e che permettevano un giro illegale di affari di oltre 250 milioni di euro mensili. Non so se sia simile, forse quello di cocaina è maggiore, però certamente le percentuali di guadagno che si ottengono da queste attività illegali con rischio minore sono pari a quelle del traffico di cocaina. Abbiamo seguito il denaro, le tracce finanziarie che lasciavano i vari pagamenti e poi abbiamo seguito le persone grazie ai nickname, ai profili social, anche falsi chiaramente. Effettuate complessivamente 89 perquisizioni in 15 regioni italiane e 14 perquisizioni nel Regno Unito, in Olanda, Svezia, Svizzera, Romania e Croazia nei confronti di 102 persone, 11 gli arrestati dalla polizia croata. Sequestrati 1,6 miliardi di euro in criptovalute, al gruppo è contestata l'associazione a delinquere a carattere transnazionale. Le sedi estere in cui sono stati rintracciati i 9 server erano in Romania e Hong Kong. Adesso vediamo. Questa mattina immagino che sui quotidiani, anche nazionali, immagino ci sarà questa notizia. Parto Angelo, ti faccio vedere una cosa che richiama al passato in questa situazione di attività illecite sulla Sicilia di oggi, fine delle trasmissioni, con il monoscopio che noi ricordiamo della RAI, con la buona scelta sicuramente della Sicilia per far capire quello che invece abbiamo sentito nel servizio di Luca Ciliberti, da Catania scacco matto ai pirati della TV, arresti in Croazia, 22 milioni di utenti con il business pari a quello della cocaina. E questo è un tema che resta ovviamente nell'immaginario e che ritroviamo appunto anche nelle pagine interne con lo stop al network dei pirati online. L'altro numero che resta, l'abbiamo sentito anche nel servizio, in Europa in totale sono 22 milioni, sono stati 22 milioni gli utenti. Come dicevi tu Angelo, c'è anche un richiamo nelle pagine interne del Corriere della Sera in questo caso, come la chiamano? La banda dello streaming abusivo, bloccati appunto 22 milioni di utenti con un'inchiesta che parte da Catania, come abbiamo detto, sulle piattaforme pirata, 89 indagati in Italia, 11 arresti all'estero. Ti faccio vedere un'ultima pagina che invece ritorniamo appunto sulla Sicilia, sulle indagini, per ritornare sulla notizia che vi abbiamo dato prima, ricavi pari al traffico di cocaina, un business da 3 miliardi l'anno. Grazie Marco, adesso torniamo a occuparci del caso Larimar. Per i magistrati, lo abbiamo sentito e seguito nei giorni scorsi, si è trattato di suicidio. Nonostante però le precisazioni della Procura dei minori di Caltanissetta, la famiglia continua a credere che la quindicenne sia stata uccisa. Ai nostri microfoni ne parla l'avvocato Milena Ruffini, che ribadisce le tante anomalie che accompagnano la vicenda. La famiglia non crede all'ipotesi del suicidio e comunque pretende che venga fatta luce sulla morte di Larimar e chiede mio tramite che non si spengano i riflettori sulla vicenda.
La famiglia di Larima non si arrende, neanche di fronte alla smentita ufficiale del procuratore dei minori Rocco Cosentino, che ha escluso qualsiasi elemento che faccia propendere per l'omicidio. La quindicenne, trovata impiccata nel giardino di casa a Piazza Armerina, secondo i magistrati, si è suicidata. Ma una madre disperata si aggrappa a tutto, anche a quel cavetto elettrico trovato nella pineta e subito sequestrato, a quelle presunte anomalie che il procuratore ha smontato una per una e che l'avvocato rimodula così, dalle scarpe pulite alla stanzetta a soqquadro. È inverosimile che per percorrere quel tratto di strada solo la suola delle scarpe si sporchi. La stanza forse non era completamente a soqquadro, ma era in disordine. C'erano dei capi che erano sparsi sul letto e questo era inusuale per Larimar. Per quanto riguarda il bigliettino di addio in cui la famiglia non riconosce la grafia della ragazza, si aspetta invece che venga disposto l'esame grafologico. L'avvocato ridimensiona le accuse lanciate dalla mamma quando diceva di conoscere nomi e cognomi di chi aveva ucciso la sua bambina. Qui è un balzo veramente in avanti che non si può fare in questo stato e rischia di rovinare anche le indagini. Indagini che appunto vanno avanti sull'ipotesi di istigazione al suicidio, revenge porn e detenzione di materiale pornografico e cellulari sequestrati ad 8 ragazzi. Si cerca insomma quella foto, quel video rubato a Larimar nell'intimità e che sarebbe finito nelle chat di amici e conoscenti, la goccia che avrebbe spinto la ragazzina nel tunnel della disperazione. E dai cellulari, dall'utilizzo che i giovanissimi fanno dei cellulari, ripartiamo Marco per questa notizia. Ripartiamo proprio da una pagina interna della Sicilia che vi facciamo vedere subito perché c'è l'intervento di Crepè, il caso, perché ormai di questo si parla da giorni, da settimane, il caso di Piazza Armerina. E cosa dice Crepè? Sì, i cellulari arma impropria, ma la colpa non è dei ragazzi. Se andiamo a leggere proprio all'interno del pezzo, una vicenda che riporta a revenge porn e che rimette al centro la pericolosità dei cellulari, definiti dal procuratore Patti arma impropria. Che cosa dice Crepè? Il cellulare va tolto fino ad una certa età. Il problema è che questo lo pensiamo solo io e altre 50 persone in tutta Italia. Non prendiamoci in giro, l'uso dei cellulari è un enorme business. Per far sì che i ragazzi comprendano che possono essere un'arma pericolosa, prima di tutto dovrebbero comprenderlo i genitori. Dunque, dice Crepè, la responsabilità è nostra. Adesso andiamo a Palermo perché c'è stata una protesta contro il piano dei rifiuti e i termovalorizzatori, un sit-in proprio davanti a Palazzo d'Orleans. Lega Ambiente in prima fila in questa protesta e dice che gli inceneritori non risolveranno l'emergenza. No agli inceneritori per lo smaltimento dei rifiuti, annunciati dal governo regionale. Lega Ambiente, associazioni ambientaliste, sindaci, cittadini e anche l'opposizione politica hanno manifestato a Palermo davanti a Palazzo d'Orleans per dire no alla costruzione dei 2 termovalorizzatori. L'iter è ben avviato, anche se alcune delle associazioni presenti in piazza hanno presentato un ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ma questa è solamente una prima iniziativa, un presidio che abbiamo voluto fare davanti alla Presidenza della Regione, che ha recentemente approvato come commissario il piano regionale sui rifiuti urbani, ma questa appunto è una prima iniziativa che lancerà diverse iniziative di sensibilizzazione e informazione nei diversi comuni siciliani per gridare no agli inceneritori e alle mega discariche. Noi diciamo sì all'impiantistica di prossimità per la gestione dei rifiuti che non è stata realizzata in 15 anni dai governi regionali che si sono succeduti. Il governo Schifani sta sprecando 800 milioni di euro su 2 mega impianti che non vedranno mai la luce. I siciliani spediscono i rifiuti all'estero e generiamo la Tari più alta d'Italia. Non è stato approvato un rigo negli ultimi anni in Arse per modificare l'aspetto normativo e garantire un costo della tariffa più bassa e un sistema dei rifiuti più efficiente. Presenti anche alcuni sindaci della provincia palermitana, per loro l'emergenza rifiuti può essere risolta in altro modo. E noi oggi, e lo dico non per vantarmi ma è una realtà, Petralia Soprana io l'ho presa ormai 12 anni fa con una raccolta differenziata del 16%, oggi ci avviciniamo all'80%. Abbiamo fatto delle politiche di sensibilizzazione delle comunità, dei cittadini, abbiamo fatto delle politiche anche di incentivo. Per i presenti al sit-in si tratta solamente di propaganda e poca concretezza. Il tema dei rifiuti, il tema diciamo del
transizione green anche in questo senso è attualissimo, e questa protesta stamattina si ritrova anche sui quotidiani. Si ritrova sui quotidiani, la ritroviamo per l'esattezza su Repubblica Palermo, che andiamo subito a vedere innanzitutto in prima pagina, poi la ritorneremo a guardare dopo la prima pagina con gli altri titoli, ma intanto vi facciamo vedere il titolo relativo ai termovalorizzatori, alla protesta di ieri, con l'intervento di Paolo Corallo, e il titolo termovalorizzatori, la protesta, ma anche, l'abbiamo sentito nel servizio di Marco Gullà, i dubbi sulle alternative. E questo ha anche una connotazione politica, la troviamo nelle pagine interne sempre di Repubblica. In piazza per il no agli inceneritori, però così si ricompatta il campo largo. Di che cosa stiamo parlando? PD, Movimento 5 Stelle hanno manifestato davanti alla sede della Regione con gli ambientalisti contro gli impianti da costruire appunto a Palermo e a Catania. E restiamo legati al tema dello smaltimento dei rifiuti, alla raccolta differenziata, perché Catania da ieri ha una nuova isola ecologica, un nuovo centro di raccolta, il quinto. Il sindaco trentino lancia l'ennesimo appello. Ora non ci sono più alibi in sostanza, ognuno deve fare il suo contributo per migliorare la città. È stato aperto, come dicevamo, il quinto centro raccolta nel quartiere Borgo Sanzio. E sono 5. Il comune di Catania accelera sul fronte rifiuti ed apre un'altra isola ecologica, questa volta nel terzo municipio. Un centro di raccolta che i residenti di via Patanè Romeo e dintorni, al momento della scelta, non vedevano di buon occhio, ma che probabilmente dovranno rivedersi anche per la comodità di avere sotto casa un'organizzata struttura e per di più circondata dal verde. La nuova isola ecologica, ampia 4.000 metri quadrati, contiene diverse aree di deposito con scarrabili e contenitori capaci di accogliere ogni tipologia di rifiuto. L'obiettivo è quello di alzare la soglia della differenziata, che si attesta al 37%, e al tempo stesso di combattere le sacche di inciviltà. Basta avere alibi, basta cercare attenuanti. Noi, rispetto a una condizione di forte criticità quale è quella della raccolta dei rifiuti, anzi non della raccolta dei rifiuti, dell'abbandono di rifiuti, stiamo esprimendo un forte sforzo. Ora vorremmo che anche quei cittadini un po' più distratti facessero la loro parte. Duplice l'obiettivo. Quello di salvaguardare l'ambiente, 1, e 2, di poter risparmiare sulla Tari, perché si può avvalere della premialità già prevista dal nostro comune. Anche il centro comunale di raccolta di via Patanè Romeo è stato realizzato con fondi comunitari PON Metro. La struttura sarà aperta al pubblico da lunedì al sabato dalle 9.30 alle 15.30, domenica e festivi esclusi. Allora, ripartiamo con la rassegna proprio da questo nuovo centro di raccolta. Abbiamo visto le immagini e sull'articolo che vi facciamo vedere della Sicilia andiamo a vedere anche qualche foto di questa nuova isola ecologica con un alibi in meno, così viene detto, per chi non fa la differenziata, perché poi il tema è sempre quello, no? Abituare i catanesi a differenziare nello smaltimento dei rifiuti. Via Patanè Romeo è il quinto centro comunale aperto ogni giorno, eccezion fatta per i festivi. Ed ecco le parole dell'assessore all'ambiente che abbiamo sentito: differenziamo al 37%, questa è la cifra in questo momento di Catania, e queste infrastrutture saranno utilissime per diminuire il costo della Tari e non solo per chi qui conferisce. Appunto, strutture utilissime e possibilità di fare capire tutto questo anche al pubblico, anche agli utenti, e questo è il passo importante che bisogna compiere, ma ovviamente le strutture in questo senso sono necessarie. Andiamo a vedere ancora le prime pagine dei quotidiani regionali per parlare di quello che vi troviamo all'interno, perché abbiamo visto poco fa sulla Sicilia il titolo principale col monoscopio, ne abbiamo discusso a inizio trasmissione con lo scaccomatto ai Pirati TV, ma c'è altro ovviamente sulla prima pagina della Sicilia. Il governo in tilt, stiamo parlando del governo nazionale sul canone Rai, vedremo che la notizia riempirà le pagine nazionali, le prime pagine dei quotidiani nazionali, ma poi l'orrore a Lentini, segregata e picchiata, troviamo questi titoli sotto la testata, dal marito per 2 anni, salvata da un conoscente.
il caso Larimar di cui abbiamo parlato, con le parole di Crepè, cellulari invasivi ma la colpa è degli adulti se i nostri figli sbagliano, e poi la strage di Via D'Amelio, Santoro all'antimafia, Avola va ascoltato, basta con Berlusconi. Ma ci sono altri temi. Sulla Sicilia ovviamente tiene banco la notizia dello scacco matto ai pirati TV, perché parte dalla Procura di Catania, ma se ci spostiamo sul Giornale di Sicilia si parla di regione, con una notizia che chiaramente creerà della polemica, perché sono in arrivo più soldi per i dirigenti. Chiuso l'accordo con i sindacati, mancano solo la ratifica del governo e il via libera della Corte dei Conti, un rinnovo da 10 milioni annui. La notizia la troviamo anche all'interno della Gazzetta del Sud, sono 200 euro in più al mese, ottenute le firme di tutti i sindacati sulla bozza del nuovo contratto, che di fatto nasce già scaduto perché copre il triennio che va dal 2019 al 2021. Il costo 10 milioni all'anno alla regione, bisogna poi stanziare, ovviamente bisognerà stanziare le somme per il prossimo rinnovo. Andiamo adesso nuovamente su Repubblica Palermo, ci andiamo fra pochissimo con appunto la prima pagina, perché c'è una notizia positiva in prima, il miglioramento del PIL per quanto riguarda la Sicilia, ma intanto i giovani continuano ad andare via dalla nostra regione. Guardate questa apertura che sceglie Repubblica, torna a crescere il PIL, il grande esodo però dei neolaureati. È un'isola da due volti, come vi abbiamo detto in precedenza nei dati Svimez, il record negativo di mense scolastiche e tempo pieno, la regione che è cresciuta di più fra quelle italiane, ma che ha il record di lavoratori scoraggiati o in part-time involontario, e di giovani neolaureati che si trasferiscono al nord o all'estero. Queste le incongruenze della nostra terra, che ritornano anche nelle pagine interne del quotidiano di Palermo, i due volti della Sicilia, ma il lavoro è precario nonostante la crescita del PIL. E poi sconfortanti i dati sulla scuola, primato negativo per le mense e per quanto riguarda il tempo pieno. Maggiore incremento di occupati invece nell'industria. Il settore trainante, come è stato nell'ultimo periodo, resta ancora l'edilizia nella nostra regione. Vi faccio vedere anche questo titolo perché racconta un po' del momento particolare anche della nostra economia siciliana in generale, ma italiana lo possiamo dire anche in senso più largo. 7 giorni di shopping matto, quello che è successo e che sta succedendo per il Black Friday, però si rischia il crollo per quanto riguarda invece ciò che succederà a Natale, perché insomma i soldi sono quelli e per cui se li spendi prima poi magari non te li ritrovi dopo, e la situazione è quella che viene raccontata su questo articolo della Repubblica. Andiamo invece adesso sulla prima di Gazzetta del Sud, spesso un titolo dedicato alla città di Messina, in questo caso ai trasporti. Messina avrà un nuovo tram, non solo i cantieri che partiranno a breve, fermate smart e semafori intelligenti. Dopo lo stop di un anno, i tempi d'attesa ridotti a 10-13 minuti. Le infrastrutture che sono sempre fondamentali nelle nostre città, in questo caso appunto nel messinese. Vi facciamo vedere per concludere, a proposito di infrastrutture, le consuete notizie sul ponte sullo Stretto, che ritroviamo ormai costantemente sulle varie pagine dei quotidiani e che ritroviamo in questo caso anche su Gazzetta del Sud. La Sicilia non perderà un euro. Il governatore Schifani sulla grande infrastruttura: non verranno intaccati i fondi e l'aggiornamento del valore a 13,5 miliardi accresce i rischi. Ma Ciucci cosa dice? Conferma la
massima attenzione nei confronti dell'ANAC, insomma, per questa infrastruttura che sembra procedere, seppur lentamente, verso la realizzazione. Grazie Marco, fra poco torniamo da te per vedere e leggere insieme chiaramente i quotidiani nazionali con i fatti italiani e anche internazionali. Adesso, come ogni mattina, ci colleghiamo con la Polstrada, il compartimento della Sicilia orientale, per le ultime notizie sulla viabilità. Andiamo adesso a Lentini, dove c'è per noi il sovrintendente Mirko Zalfina. Buongiorno, qual è la situazione? Vedo alle sue spalle traffico, diciamo, abbastanza normale. Buongiorno a tutti i telespettatori da parte del compartimento Polizia Stradale per la Sicilia orientale. Cominciamo con le nostre quotidiane notizie sulla A0 e sulla Catania, sulla Messina-Palermo A20. Continuiamo a segnalare la chiusura della tratta autostradale che intercorre tra lo svincolo di Brolo e quello di Patti. Tutto questo avverrà nelle ore notturne sino alle ore 6 per i veicoli provenienti da Palermo. Ci sarà sicuramente nell'occasione abbastanza traffico su quella zona interessata. Scendendo sulla Catania Messina, continuiamo a segnalare i cantieri presenti tra lo svincolo di Acireale e quello di Giare, dovuto ai cantieri per le alluvioni che ci sono state in questi giorni, gli allegamenti e il rifacimento del tratto stradale. Scendendo sulla tangenziale di Catania, andiamo a segnalare le continue e purtroppo ormai croniche incolonnamento e traffico intenso dovuto all'ora mattutina tra il casello di San Gregorio e lo svincolo di San Giorgio, sino ad arrivare allo svincolo di Picocca in direzione Siracusa. Stessa situazione sulla A18 DIR, il viale Mediterraneo, per i veicoli che vanno direzione Catania sino ad arrivare a via Vincenzo Giuffrida. Ci spostiamo ad ovest sulla Palermo-Catania, dove continuiamo a segnalare la chiusura dello svincolo di Enna per i veicoli che vanno direzione Palermo. Si consiglia a tutti gli utenti l'uscita di Mulinello o di Taino. Continuando sempre sul lato ovest, abbiamo la SS 192, dove al chilometro 43, dove c'è il ponte di Taino per intenderci, ci sono dei lavori. Lì ci sarà un percorso alternativo con apposita segnaletica posta dall'ente proprietario della strada per i veicoli che andranno direzione Catania e direzione Enna. Ci spostiamo ora dove siamo ora, qui sulla A01, dove purtroppo andiamo a segnalare a partire dalle 22 di questa sera sino alle ore 6 di giorno 29, quindi di domani, la chiusura dell'intera tratta autostradale dal chilometro 0 al chilometro 25, lo svincolo di Augusta, entrambe le direzioni. Tutto il traffico veicolare sarà dirottato da Primosole sino ad arrivare allo svincolo di Augusta sulla SS 114, ambedue le direzioni, sia per i veicoli che vanno direzione Siracusa e sia per i veicoli che vanno direzione Catania. All'interno di questa interruzione ci sarà ovviamente lo svincolo di Lentini che sarà chiuso sia in entrata che in uscita, ripeto, fino alle ore 06 del 29 di domani. La Polizia Stradale, come sempre, vi vuole dare le sue raccomandazioni e vi invita a fare la massima attenzione a tutte le norme del codice della strada e nel rispettarle, di prestare la massima attenzione sia alla distanza di sicurezza, sia alla velocità non commisurata, e in particolare anche di evitare qualsiasi genere di distrazione, utilizzando il buon senso, quando si è alla guida. Dal compartimento Polizia Stradale per la Sicilia orientale, il distaccamento di Lentini è tutto, a voi la linea. Grazie alla sovrintendente Mirko Zalfina, buon lavoro, grazie per il servizio che ci fornite ogni giorno. Adesso accendiamo un faro anche sulla viabilità della città di Catania con due snodi importanti, quello della circonvallazione che stamattina non presenta particolari criticità, almeno per quanto riguarda il nodo Gioieni, diciamo così. Il traffico in direzione Mister Bianco prosegue in maniera
maniera regolare, così come anche quello in direzione Ognina, quindi sia in direzione est che in direzione ovest. Siamo con queste immagini invece su via Vincenzo Giuffrida, dove non si diciamo, osservano particolari rallentamenti, se non chiaramente rispetto dei semafori pedonali nella circostanza. Quindi situazione di viabilità abbastanza serena nel centro della città di Catania. Adesso noi facciamo una breve sosta, dopo ci ritroveremo insieme per leggere i quotidiani nazionali con le notizie italiane ma anche quelle internazionali. È il momento della rassegna stampa nazionale e internazionale con Marco Carli. Andiamo a vedere che cosa ci raccontano i quotidiani nazionali sulle prime pagine, soprattutto la politica in primo piano. La politica nazionale con lo strappo in seno alla maggioranza sulla questione del canone RAI, con Forza Italia che vota con l'opposizione. E poi l'ok che arriva a livello invece europeo alla commissione von der Leyen, il bis per la von der Leyen, che però arriva con una maggioranza risicata, e anche in questo senso ha un valore importante la scelta di alcuni partiti politici italiani. Poi si parla della tregua in Libano, nella striscia di Gaza per quanto riguarda la guerra in Medio Oriente, ed infine lo sport con la Champions League, il pareggio della Juventus e la sconfitta del Bologna con l'Inter che è seconda in questo momento in classifica. Andiamo sul Corriere della Sera per farvi vedere i titoli. Come vi dicevamo, titolo principale sulla RAI. Alcuni quotidiani, vedremo, metteranno insieme le due notizie. La prima è questa: strappo tra alleati sul taglio del canone, Forza Italia vota con l'opposizione e Meloni parla di un inciampo che non giova. Bocciata la scelta della Lega, che reagisce poi astenendosi sulla sanità in Calabria, altro strappo in tal senso. Nel titolo invece, che troviamo quasi sotto la testata, è quello relativo alla Commissione dell'Unione Europea. Via libera al bis di Ursula, ma la fiducia è la più bassa mai registrata nell'Unione Europea, appunto per la Commissione, veramente una maggioranza risicata. Come sempre vi facciamo vedere anche qualche pagina interna, in questo caso del Corriere, per darvi un po' il senso di quello che vi abbiamo letto anche nei titoli. La lite, così la chiama il Corriere, fra Forza Italia e Lega. Il governo dunque ne esce battuto e Meloni parla di un inciampo che non giova. Vedremo che poi a sinistra invece le parole saranno ovviamente diverse. Canone Forza Italia vota con l'opposizione, il partito di Salvini si astiene su un provvedimento dell'alleato. Per ciò che concerne invece la Commissione europea, c'è il via alla squadra del von der Leyen secondo, in questo caso, solo 370 sì, dentro ci sono anche quelli di Fratelli d'Italia, è il minimo storico. I contrari sono tanti alla nuova commissione, i popolari, i socialisti, i verdi. La Presidente, attueremo il rapporto Draghi. E infine l'altra notizia che vi davamo sulla situazione in Medio Oriente, con i libanesi che tornano nei villaggi al sud. Anche Hamas vuole il cessate il fuoco, con Netanyahu che non dà il via libera agli sfollati israeliani e si appella contro la Corte Penale Internazionale. Però diciamo che è una tregua in questo momento che è in atto, che è in corso e che chiaramente deve portare a qualche risultato. Si sta provando a limitare tutto ciò che sta succedendo, che è successo in Medio Oriente. Storia diversa in Ucraina, con attacchi missilistici invece anche nella notte. Ma noi torniamo alla situazione politica interna, che viene ripresa ovviamente anche da Repubblica, ma anche da molti altri quotidiani. La maggioranza spaccata, questo è il titolo di Repubblica. Forza Italia si smarca e al Senato si schiera con l'opposizione. Il centrodestra dunque va sotto, no al taglio del canone RAI chiesto proprio da Salvini. La Lega si vendica e boccia un provvedimento forzista sulla sanità in Calabria, e Meloni a questo punto striglia Tajani, e il PD parla, ecco qua
notiamo la differenza, appunto, mentre Meloni parla di inciampo, per il PD è un governo totalmente allo sbando che non può governare. Sulla Stampa, stesso discorso, il governo sbanda, l'ira di Meloni, questo è il titolo del quotidiano torinese, via libera intanto alla commissione von der Leyen con una mini maggioranza. Vi dicevamo che spesso e volentieri sui quotidiani i titoli sono messi nello stesso, queste due notizie, quella appunto politica relativa alla politica interna e quella invece relativa alla politica dell'UE, sono messe nello stesso titolo. Canone Rai e sanità, lo scontro tra Tajani e Salvini, centrodestra sotto 2 volte, la Premier che striglia i suoi 2 vice. Il mondo in guerra, il Libano con il ritorno a casa tra le macerie e la pace in Ucraina, che è il piano Trump, ma ovviamente in questo momento la situazione è ancora lontana da quella che può essere una pace. Sul resto del Carlino è ancora il canone Rai a tenere banco, il taglio del canone che spacca il governo. Forza Italia vota con l'opposizione, bocciata la proposta della Lega che puntava alla riduzione da 90 a 70 euro, scatenando appunto l'irritazione di Meloni su quella che è questa notizia. Ritorniamo invece alla situazione legata alla tregua, ai tentativi di tregua internazionale, con il titolo che troviamo su Avvenire. Il bello della tregua, ed è un titolo tendente all'ottimismo, certe volte non lo troviamo, difficile trovarlo sui quotidiani non solo nazionali, ovviamente sui quotidiani in generale. Primo giorno senza bombardamenti in Libano e senza razzi lanciati contro Israele. Si accende una speranza anche per Gaza, con Hamas che si dice pronta a trattare sugli ostaggi. Nonostante alcune sparatorie, leggiamo nell'occhiello, i libanesi e anche Hezbollah festeggiano l'avvio del cessate il fuoco, ed è ovviamente importante pensare quanto possa essere necessario, soprattutto per le popolazioni che sono state colpite fino ad ora da questa guerra che, lo ricordiamo, ha interessato anche tantissimi civili. Torniamo invece sulla situazione dell'Unione Europea e di Ursula von der Leyen con 2 titoli che troviamo sul Messaggero. Partenza in salita per Ursula, via libera alla Commissione con 370 sì. Sfruttiamo il Messaggero in questo senso perché ci fa anche i numeri, 31 in meno rispetto allo scorso luglio, è il record negativo di sempre, e i contrari sia nei socialisti, tra loro anche 2 Dem, sia nel Partito Popolare Europeo, conflitto che a questo punto dice dobbiamo ritrovare l'unità. E poi vi segnaliamo anche questa intervista con il CT del volley, Julio Velasco, uno dei migliori allenatori della storia dello sport, che spiega perché con le atlete, dunque con le donne, si lavora meglio. Questo è il giudizio appunto di Velasco, medaglia d'oro alle ultime Olimpiadi. Infine, sul Sole 24 Ore, anche in questo caso il titolo è legato alla commissione von der Leyen, che parte con il peggior voto di sempre. Una maggioranza che, per quanto riguarda l'Europa, sono cifre che magari a cui in Italia siamo un pochettino più abituati, no? Le maggioranze risicate, il 51% contro il 49%. In Europa è stato sempre diverso, la maggioranza era certamente più autorevole. Arrivare al 54%, come leggiamo sul Sole 24 Ore, non è certamente un dato positivo. Si parla poi ovviamente di notizie economiche sul quotidiano milanese. Chiudiamo con questo sorta di fotomontaggio che vi facciamo vedere sul Fatto Quotidiano. Vi dicevamo dei quotidiani che mettevano insieme un po' quello che è successo a livello italiano
con quello che succede a livello europeo. Traendo spunto dal film Shining, ci sono queste facce con la von der Leyen, la Schlein e la Meloni, sorelle d'Europa e fratelli coltelli. Questo è il titolo scelto, con la faida fra Forza Italia e Lega, mentre in Unione Europea i meloniani e i Dem votano l'Ursula 2. Intanto, mentre succede questo, il governo va sotto su canone Rai e Calabria. È tutto per il momento, a te Angelo. Grazie Marco, con te ci ritroviamo più avanti nella mattinata. Intanto ci fermiamo per guardare le previsioni meteo e poi saremo di nuovo insieme per il primo degli ospiti della nostra giornata. Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì con prevalenza di sole sul nostro territorio, da segnalare solo un po' più di variabilità lungo il versante tirrenico, con qualche goccia di pioggia sulla Campania e qualche debole fenomeno in serata sull'arco alpino. Sulla Sicilia splenderà il sole nella giornata di giovedì, con qualche velatura di tanto in tanto, ma che sarà solo in transito. I venti deboli con mari calmi o poco mossi. Clima mite con punte massime intorno ai 20 gradi. Nel corso della giornata di venerdì poco cambierà, i cieli infatti saranno sempre sereni o al più velati. La ventilazione ancora debole, a tratti sostenuta solo sulle coste settentrionali, con mari infatti che qui risulteranno localmente mossi, in particolar modo al largo. Temperature senza particolari variazioni, con clima ancora gradevole nelle ore centrali. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo. Allora, siamo di nuovo insieme e la prima degli ospiti della mattinata è la dottoressa Federico Dall'Oglio. Buongiorno. Buongiorno. Ricercatrice al Policlinico di Catania. Parliamo di dermatologia questa mattina perché a partire, anzi nella giornata di domani, che è il 29 di novembre, nel pomeriggio per 3 ore dalle 15 alle 18, il Policlinico Rodolico, la clinica, diciamo, dermatologica, il reparto di dermatologia, apre le porte a chi magari ha qualche problema con l'alopecia. Intanto cerchiamo di capire cos'è l'alopecia. È un'alopecia areata, quella di cui parliamo domani, si discuterà domani, e soprattutto in ambulatorio i pazienti potranno cercare di avere qualche notizia in più. Allora, l'alopecia areata è una patologia autoimmune, e questo va subito detto, ed è caratterizzata dal fatto che improvvisamente le nostre difese ci abbandonano e subiamo un'aggressione a livello del follicolo pilifero, e questa aggressione fa cadere i capelli e i peli anche corporei. Il paziente se ne accorge perché improvvisamente, quindi non abbiamo avvisaglie, perde i capelli a chiazze. Queste chiazze sono rotondeggianti con i margini ben netti. Ma questa malattia, lei diceva prima, non ci dà la possibilità, stiamo vedendo delle foto intanto per rendere l'idea di come che si manifesta. Avvisaglie non ce ne sono. Purtroppo non ci sono avvisaglie, non ci sono neanche degli esami predittivi che ci possono fare capire quello che ci potrebbe succedere. Improvvisamente si formano, appunto, come potete vedere, queste chiazze che possono essere poche, ma possono essere anche molteplici, possono cadere tutti i capelli, come anche tutti i capelli e tutti i peli corporei, compresi ciglia, sopracciglia, barba e gli altri peli del corpo. Quindi un bel problema. Molto invalidante per il paziente, molto invalidante. Ma esistono delle correlazioni, diciamo, da un punto di vista genetico? Assolutamente sì, è riportata una familiarità, assolutamente, come per tante altre patologie autoimmuni, e quindi chi ha dei familiari affetti ovviamente è più predisposto a questa patologia. Ma ci sono delle cure?
Ci sono delle cosa si può cure. fare? Certo, ci sono delle cure, esistono delle cure tradizionali, come cure di primo livello sono i corticosteroidi, i cortisonici, che vengono scelti in base alla gravità. Nelle forme lievi noi diamo i topici, quindi le creme, gli unguenti, le pomate. Quando le cazze invece sono molteplici, il cortisone può essere fatto anche per infiltrazione locale, delle micropunturine localizzate proprio nell'area in cui mancano i capelli, oppure addirittura può essere preso per bocca oppure per via intramuscolo. Un'altra terapia sempre di primo livello è l'immunoterapia topica con un agente sensibilizzante, il nome sembra molto difficile, è una terapia proprio che noi facciamo da tantissimi anni a Catania, e consiste nell'applicare sulla chiazza dove mancano i capelli una sostanza sensibilizzante che sostanzialmente li stimola a ricrescere. Ma c'è un fastidio, avvertiamo un fastidio, la persona che magari si imbatte nell'alopecia, che ne so, si cadono i capelli, ma perché? Perché c'è un rossore, si sente del prurito, si avverte qualcosa? Allora, l'alopecia areata generalmente è asintomatica. Talvolta il paziente può riferire una dolenzia laddove cade il capello, ma caratteristicamente non c'è infiammazione. E quindi diciamo che è una grande insidia. Da È questo una punto. grande insidia, sì. Così non ci si può difendere perché arriva all'improvviso. Arriva all'improvviso. Ma la causa scatenante, ci si può ricondurre a una causa scatenante magari indotta dall'esterno, oppure abbiamo detto già i fattori che possono essere ereditari, diciamo così, ma ci può essere un fattore esterno che può scatenare questo tipo di reazione del nostro organismo, perché è una sorta di reazione anche del nostro corpo? Assolutamente sì. Allora, le cause che esattamente determinano questa patologia ancora tutt'oggi non sono note. Sicuramente lo stress è un fattore che può essere scatenante, ma sempre va detto in persone predisposte, perché ovviamente non tutti che subiscono un forte stress cadono i capelli a chiazze, quindi un forte stress assolutamente sì. Prima di arrivare alla giornata di domani, ancora qualche altra domanda, nel senso che c'è un'età in cui l'alopecia areata, nel caso specifico, si manifesta con maggiore, con maggiore frequenza, oppure può colpire a qualsiasi età? Allora, colpisce in egual misura adulti e bambini, quindi in tutte le età, tutti i generi, quindi maschi e femmine. Sembrerebbe leggermente superiore nelle donne, ma è proprio così, uniforme. È uniforme, non fa distinzione No, assolutamente no. da questo punto di vista. Nel nostro paese quante sono le persone che si ritrovano improvvisamente? No, la percentuale è altissima, la percentuale è altissima, è una tra le patologie, tra le affezioni dei capelli assolutamente più comune, insieme all'alopecia androgenetica, che è l'altra patologia che noi vediamo, dalla quale va differenziata, è molto comune, è Quindi estremamente comune. Non riguarda solo, diciamo, le persone più avanti, gli adulti No, avanti? anche i bambini, noi abbiamo Anche- tanti bambini. Insomma, questo certamente, allora evidentemente bisogna fare qualcosa, bisogna intensificare. E domani, questo Open Day, a chi è rivolto? Allora, l'Open Day di domani è rivolto ai pazienti che soffrono di alopecia areata o pensano di soffrire. È una giornata informativa perché noi da 2 anni a questa parte abbiamo dei nuovi farmaci per questa patologia, autorizzati, quindi sono autorizzati dall'AIFA, sono in fascia H, quindi sono farmaci che possiamo prescrivere soltanto noi in ospedale, quindi questa giornata vuole essere proprio un momento di informazione per questi pazienti, soprattutto per i pazienti gravi, quelli per i quali il coinvolgimento del cuoio capelluto è superiore al 50%, perché proprio a loro sono rivolti questi nuovi farmaci. Ma per poter avere informazioni, per poter anche un consulto, perché immagino che voi domani, quando si apriranno le porte di questo Open Day, in qualche modo poi indicherete alle persone come seguire, che cosa fare per la loro patologia. Ma serve una prenotazione oppure basta semplicemente presentarsi esattamente domani al padiglione 4 a piano terra?
Allora, per domani è così, quindi basta che loro si presentano, quindi dalle 15 alle 18 noi accoglieremo tutti. Ovviamente individuati i pazienti che hanno necessità delle nostre cure, poi sarà nostra cura provvedere ai follow-up successivi, quindi a farli accedere alla visita, alle cure necessarie. Per quella che è stata la vostra esperienza, perché sì. L'anno scorso c'è stato... Sì, perché questo è il sesto anno. Il sesto anno, quindi c'è una necessità a livello nazionale evidentemente di dedicare una giornata almeno di sensibilizzazione sì. alla malattia, alla patologia. Per quella che cosa vi aspettate domani, visto l'esperienza degli anni passati? Allora, ci aspettiamo intanto di avere un'affluenza come gli altri anni e soprattutto di poter avere l'opportunità a pazienti che si erano scoraggiati, perché in realtà noi parliamo di una categoria di pazienti che avevano perso le speranze perché fino a pochi anni fa erano orfani di un farmaco specificatamente formulato per loro. Quindi la nostra aspettativa è di poter dare più informazioni possibili e poter nuovamente riaccogliere questi pazienti che avevano perso le speranze di ricrescita. E perché probabilmente insomma, a un certo punto quando uno si ritrova lì senza avere una soluzione e questi capelli che cadono, chiaramente si perde poi la speranza di, non dico di poter riavere tutti i capelli come erano, comunque i peli del corpo, perché riguarda anche altre parti del corpo dell'alopecia areata. C'è molto... Incide da un punto di vista psicologico? Assolutamente cioè, sì. Dire, il paziente, molti rinunciano addirittura alla cura perché sanno, immaginano di non poter fare nulla? Allora, molti pazienti sono proprio sfiduciati perché fino a 2 anni fa non avevamo farmaci dedicati per questa patologia, quindi partivano già molto sfiduciati. Va detto anche che è una patologia molto capricciosa, possono ricrescere, poi possono ricadere e anche questo per il paziente è un grosso problema. Il paziente ovviamente vive un'angoscia, pensiamo ai bambini che perdono i capelli, che possono essere anche oggetto di fenomeni di bullismo a scuola, ma anche gli adulti molte volte si difendono poco, hanno problemi anche sul lavoro, si isolano, perdono giornate di lavoro. È una patologia che sicuramente ha un forte impatto da un punto di vista sociale. Grazie alla dottoressa Federica Dall'Oglio, Grazie a voi. ricercatrice al Policlinico di Catania. Domani ricordiamo questa iniziativa che è l'Open Day per la alopecia areata, a partire dalle 15 sino alle 18 negli ambulatori dell'unità operativa complessa di dermatologia, proprio al Policlinico, Padiglione 4, siamo al pian terreno e diciamo, il reparto è diretto dal professore Giuseppe Micali. Grazie. Grazie a voi. Alla dottoressa Dall'Oglio. Noi ci fermiamo, fra poco parleremo di altro, parleremo di questo aumento improvviso del boom di divorzi nella nostra regione. Restate con noi. Rieccoci insieme a Buongiorno Sicilia. Come anticipato adesso parliamo dell'improvviso boom, esploit dei divorzi nella nostra regione in Sicilia. Con noi in studio c'è l'avvocato Jessica Gualtieri. Buongiorno, avvocato. A voi. La Sicilia improvvisamente arriva sul podio italiano, attenzione, dei divorzi. In questo podio si ritrovano anche la Liguria e la Sardegna. Cerchiamo di capire intanto i segnali si erano visti negli anni passati oppure improvvisamente negli ultimi anni proprio è accaduto questo? Ma direi che c'è sempre stata una fase ascendente per quanto riguarda le separazioni e i divorzi, anche perché mentre prima erano assestati intorno ai 40-50 anni delle persone che andavano a divorziare, ovviamente adesso si è alzata anche un po' l'età, non ci sono più i divorzi e le separazioni relative a popolazione relativamente giovane, ma si va anche un po' più su dal punto di vista dell'età. Anche intorno ai 60 c'è una buona fetta di popolazione che appunto decide di intraprendere una nuova vita, anche perché i 60 di oggi sono un po' i 50-40 di una decina di anni fa, anche per l'allungamento della vita, per le condizioni insomma diverse di vita che noi abbiamo. Diciamo che la nostra regione sta cambiando un po' le abitudini, perché prima c'erano tanti matrimoni, adesso ci sono meno matrimoni,
E da contraltare c'è questo aumento proprio dei divorzi, delle separazioni. Probabilmente anche questo, che diciamo c'è anche una fase di assestamento all'interno diciamo, della regione stessa. I matrimoni sicuramente sono meno, anche perché i matrimoni hanno un costo non indifferente dal punto di vista economico, quindi diciamo probabilmente anche questo incide. Il discorso dei divorzi e delle separazioni invece, come sappiamo, la normativa adesso vigente è anche un po' più variegata e anche dà più possibilità di divorziare rispetto al passato, dove c'era solo diciamo, la separazione giudiziale. Adesso con la negoziazione assistita, con la possibilità di separarsi e divorziare anche davanti all'ufficiale di stato civile, diciamo, ci sono delle modalità diverse e per certi versi anche più agevoli. Diciamo che è stato facilitato da questo punto di vista, dalla normativa viene facilitato. Lei faceva prima riferimento al fatto che magari si divorzia oggi in età avanzata, fra virgolette più adulta, i sessantenni diciamo di oggi, che sono i cinquantenni, 45enni di qualche anno fa, arrivano al divorzio. Ma che cosa, quali sono per la sua esperienza ovviamente le liti che maggiormente poi scatenano e si arriva alla separazione, si arriva al divorzio? Si può immaginare il tradimento, no? Perché magari uno scopre che è stato tradito, allora dice ti lascio, ma a 60 anni forse, vabbè che insomma la vita adesso si è allungata e anche in quelle circostanze ci possono essere, a quell'età ci possono essere dei tradimenti, ma quali sono per la sua esperienza, lei, perché una persona mi devo separare, mi voglio divorziare? Io credo, questa è una mia opinione naturalmente personale, che non sia il tradimento spesso la causa della separazione o del divorzio, quello diciamo che è un effetto. Le cause sono altre, molto spesso sono cause appunto che riguardano anche, soprattutto anche la gestione economica all'interno della famiglia. Spesso ci sono delle difformità anche di vedute proprio relativamente alla gestione economica e questi sono motivi di attrito. C'è anche un altro fatto, che quando i figli lasciano l'abitazione familiare si verifica un momento diciamo, di riequilibrio della coppia, perché diciamo, per certi versi si cessa di essere famiglia e si ritorna ad essere coppia, e questo avviene insomma, intorno a quell'età, più o meno intorno ai 55-60 anni. Quindi se si riesce a riequilibrarsi all'interno della coppia, e allora si va avanti. Se invece questa fase di riequilibrio non avviene, siccome appunto c'è una prospettiva di vita abbastanza allungata rispetto al passato, chiaramente si verifica questo ripensamento e si dice insomma gli ultimi anni della mia vita, questi ultimi 20 anni della mia vita spesso vengono da me in studio, me li voglio trascorrere in maniera diversa. Ma si litiga su questioni economiche soltanto relativamente alla gestione della famiglia o perché magari ci sono degli interessi che arrivano all'improvviso? Faccio un esempio, un'eredità, qualcosa per cui io vorrei fare una determinata cosa e invece dall'altra parte il partner o la partner non me lo consente? Ma un po' tutto, diciamo un po' tutto. Ci sono vari aspetti da considerare. Certamente chi ha purtroppo ancora oggi all'interno della gestione familiare molto spesso è il marito che ha delle possibilità maggiori, e quindi spesso diciamo anche ad una certa età si verificano dei momenti nei quali si prediligono determinate spese piuttosto che altre, ecco. Volevo evidenziare e sottolineare, magari lei ce lo può dire, le giovani coppie, le coppie che si separano dopo pochi anni di matrimonio e quelli che invece si separano più avanti, hanno le stesse caratteristiche, cioè si separano per gli stessi motivi? In realtà no, adesso io credo che ci sia molta più consapevolezza da parte delle coppie giovani, cioè ci si sposa se veramente ci si vuole sposare, non è più come un tempo dove magari il matrimonio era una tappa essenziale nella vita di ognuno di noi. In realtà oggi il matrimonio io credo che sia una scelta veramente più consapevole, spesso segue anche dei periodi di convivenza per cui c'è già un affiatamento all'interno della coppia. Per quanto riguarda invece le fasi di età più avanzate, magari fanno parte di una gestione diciamo diversa e di modalità di accesso appunto al matrimonio che sono state diverse nel passato. Ma questa tendenza
all'incremento dei divorzi nella nostra regione, in Sicilia, è aumentata, diciamo, dopo la pandemia. La pandemia è stata un momento importante. Ha messo veramente a dura prova. Ha messo a dura prova certamente le famiglie, le coppie, perché la convivenza forzata per periodi lunghi di tempo certamente ha dato spunti di riflessione all'interno sia delle famiglie che delle coppie. Le dico anche di più, molto spesso noi assistiamo ad un incremento delle separazioni e dei divorzi sia dopo il periodo, diciamo, delle feste natalizie e come anche dopo il periodo delle ferie estive, perché sono i momenti... Le ferie estive lo posso capire. È perché sono i momenti nei quali c'è più libertà, si sta più insieme, quindi se ci sono dei motivi di attrito, questi motivi emergono in maniera più prorompente. Quindi bisogna fare attenzione, stiamo avvicinando a Natale, Esattamente. di fine anno. Esattamente. Bisogna fare attenzione. Ci sono anche interferenze da parte delle famiglie di origine, quindi si creano magari motivi di attrito un attimino più importanti. Vabbè, insomma... Diciamo che in ogni caso le feste c'erano prima, le vacanze c'erano prima, cioè voglio dire, forse sono... Sì, ma sono momenti nei quali c'è più, si sta più c'è vicini. il rischio si sta più vicini, che si acuiscono determinate perché nella tensioni. vita di tutti i giorni, diciamo, il tempo che si trascorre con il partner è molto limitato, perché diciamo ognuno ha le sue attività, c'è chi lavora, c'è chi insomma ha le sue incombenze quotidiane, quindi alla fine il tempo reale che si sta insieme è abbastanza limitato. Durante i periodi, diciamo, di ferie e di feste c'è un maggiore tempo a disposizione, quindi se da un lato è più bello perché si sta più insieme, dall'altro lato però se ci sono problemi, questi problemi emergono in maniera un attimino più in maniera forte, insomma, in maniera dirompente. Quando una persona, due persone decidono di separarsi e arrivano da lei o comunque da un legale, da un avvocato per dire, mi vuoi... che cosa succede? C'è un tentativo di riappacificazione, diciamo, fatto questo colloquio, questi confronti, ma c'è un momento in cui magari qualcuno ci ripensa oppure no? Allora, noi siamo sempre attenti e questo, diciamo, è una caratteristica nostra anche dal punto di vista deontologico. Siamo sempre molto attenti se le motivazioni sono effettivamente delle motivazioni concrete e nello stesso tempo se le parti sono veramente decise ad andare avanti. E cerchiamo di farli riflettere, appunto, però molto spesso arrivano già decisi e già orientati e già consapevoli. Cioè quando si va dall'avvocato è perché non se ne può più, diciamo così. Sì. Nella mia carriera, diciamo, ho avuto solo 2 casi di ripensamento, addirittura dopo diciamo, la fase della separazione vera e propria, cioè dopo che si sono separati giudizialmente, sono ritornati insieme, ma ripeto 2. Beh, 2 su tanti non fanno sono stati non fanno solo testo. 2, sì. Però, insomma, qualche volta capita, ecco, diciamolo, qualche volta capita. Bene, allora, abbiamo fatto, diciamo, un quadro di quella che è la situazione nella nostra regione a proposito di questi divorzi che sono aumentati in maniera esponenziale. Grazie all'avvocato Jessica Gualtieri per averci spiegato anche perché si litiga e perché si arriva poi al divorzio. Molte volte non c'è il tradimento, abbiamo scoperto stamattina. Quello è un effetto. È un effetto, perché poi insomma una ripicca poi probabilmente al fatto che... è una mancanza di fiducia, di unione. Un allontanamento, ecco, un allontanamento. E arriva naturalmente il tradimento. Va bene, grazie allora avvocato, buon lavoro. Grazie a voi. Noi ci fermiamo perché fra non molto saremo ancora insieme e parleremo dell'aiuto che si può dare alle persone che si confrontano e combattono ogni giorno un male che è quello della leucemia, ma anche tutti i tumori che sono legati proprio alle malattie del sangue e non solo. Restate insieme a noi, saremo insieme con l'AIL. A dopo. E rieccoci insieme a Buongiorno Sicilia, siamo insieme all'AIL di Catania. Buongiorno al presidente Riccardo Bottino, buongiorno Presidente. A lei. E buongiorno anche a Sara Pirrone che è una volontaria dell'AIL. Buongiorno a voi. La vostra è l'Associazione Italiana contro le leucemie, i linfomi e il melanoma. Non melanoma, mieloma. Mieloma, chiedo scusa. E voi ogni giorno dell'anno lavorate per poi
chiedere l'intervento, anche il supporto, il sostegno di tutti noi, perché la ricerca va avanti grazie alle donazioni. La ricerca in questo campo è importante, è fondamentale. Presidente. Sì, in realtà è vero, la ricerca, specie nel settore dell'oncologia, cioè dei tumori del sangue, è quella che ultimamente, negli ultimi anni, ha fatto passi da gigante. Tante malattie oncologiche del sangue che prima erano curabili, oggi sono guaribili. Questo grazie alla ricerca. E un ruolo importante, come lei sottolineava, nella ricerca è appunto i fondi che si raccolgono con le manifestazioni che tipiche dell'AIL sono le stelle di Natale nel periodo prenatalizio e le uova di Pasqua nel periodo prepasquale. Quest'anno però nel periodo di Natale c'è qualcosa di diverso. C'è la possibilità anche di avere questi sogni, diciamo, di cioccolato. Sì, sono proprio le stelle di cioccolato, quindi l'utile e il dilettevole. Insomma, è importante che da parte nostra tutti noi ci sia un contributo. I volontari svolgono un ruolo importante, determinante per divulgare, per farsi vedere, per accompagnare noi e avvicinare tutti noi a chi magari ogni giorno combatte la malattia. Certo, diciamo che oltre a questa funzione di cui lei diceva, noi siamo di supporto all'associazione e facciamo tante attività. Facciamo attività quotidiane nei reparti che vanno da un'attività, diciamo, attività molto semplici, o almeno che così possono sembrare, che sono l'accoglienza dei pazienti nei reparti, il trasporto delle provette del sangue quando si devono fare le analisi, o a cose, diciamo, più rilevanti, diciamo più impegnative, come possono essere quelle di stare vicino ai malati e alle famiglie nei reparti. Però mi preme dire che per fare questa attività di supporto noi veniamo formati, cioè c'è un team di persone efficientissime, di cui fanno parte anche degli psicologi, che fanno dei corsi di formazione, perché quando si ha a che fare con la sofferenza e si vuole invece donare anche un sorriso, bisogna anche saperlo fare. Si lavora col cuore ma anche con la professione. E i volontari, diciamo l'AIL, contribuisce anche a informare soprattutto le nuove generazioni, perché andare in una scuola e fare conoscere ai ragazzi cosa si fa con la ricerca, che cosa significa ricerca, è importante, perché si forma la coscienza delle nuove generazioni, che poi insomma aiuteranno chi magari diventerà medico e andrà a fare il ricercatore, chi avrà un ruolo nell'assistere le persone che ahimè si ammalano. Voi fate tantissimi incontri con i ragazzi, Presidente. Sì, l'AIL Catania ha un progetto proprio, solamente l'AIL Catania, questo di accendiamo una stella. In che cosa consiste? Che chiaramente i ragazzi delle scuole medie, delle scuole superiori non hanno ognuno la possibilità di comprare una stella, e allora noi diamo una stella, raccolgono loro le somme per 1 o 2 stelle, anche con il semplice 1 euro, 2 euro all'interno della classe, e questo ha come lei sottolineava, un duplice segnale, quello di abituarli al dono, a parte quello di raccogliere i fondi, proprio di abituare i ragazzi sin dalla giovane età a donare. La solidarietà è importante. È importantissima. E una cosa che volevo sottolineare, a parte quella della ricerca, è che l'AIL, a differenza di tante altre associazioni il cui target è mirato solamente alla ricerca, l'AIL invece una parte dei fondi raccolti li fa per il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie.
Uno dei settori importantissimi, ad esempio a Catania, abbiamo iniziato circa 5-6 anni fa, è quello della navetta per i pazienti che vengono prelevati al domicilio, portati in ospedale per la terapia, per gli esami e poi riportati a casa. È chiaro che è un grandissimo aiuto a tutta la famiglia ed è apprezzatissimo. È costoso, ma è apprezzato e quindi noi lo facciamo. Grazie per quello che fate, avete iniziato già diciamo, l'avvicinamento a quelle che sono poi le manifestazioni di ogni anno, alle iniziative di ogni anno, si è cominciato questo lunedì 25 di novembre. La vostra è un'attività, abbiamo detto, che dura tutto l'anno, però poi ci sono dei giorni particolari in cui... Questo è il clou della nostra attività, sono le campagne per la raccolta dei fondi. E questo avviene in 2 momenti dell'anno, a Pasqua e a Natale, ma sicuramente le campagne con la stella di Natale e con gli altri prodotti. Questa è la cosa più importante, in cui vengono coinvolti moltissimi volontari, perché noi a Catania avremo 3 piazze, in Piazza Verga, un gazebo in Piazza Verga, uno in Corso Italia davanti al Cristo Re ed in via Etnea, e lì noi per i 3 giorni 6, 7 e 8 dicembre ci alterneremo per 12 ore, perché i gazebi saranno aperti circa 12 ore e vi aspettiamo numerosi, con la consapevolezza che tutto quello che raccogliamo serve innanzitutto per la ricerca, che è la speranza, ma anche la certezza, come vediamo col passare del tempo, che la qualità di vita e le cure che vengono somministrate portino alla guarigione, al successo della sconfiggere. Quest'anno ci sono 2 momenti che si aggiungono a quelli che sono stati citati. Domenica 8, la domenica 8, cioè il giorno dell'Immacolata, sarete anche a Giarre in Piazza Duomo, e domenica 22 dicembre invece sarete a San Giovanni la Punta, quindi non solo la città di Catania, cerchiamo di ma anche coprire la provincia, diciamo, la provincia, perché chiaramente anche più si allarga il cerchio e più si ha la possibilità di poter ricevere sostegno, contributi e aiuti. E già da questo momento, dall'altro ieri, al Policlinico, presso la nostra sede del Padiglione 8, dove c'è l'ematologia, c'è aperta anche un gazebo, c'è diciamo un luogo dove è possibile acquistare le stelle, le stelle di cioccolato, e quindi aspettiamo, come diceva la professoressa Pirrone, aspettiamo sempre con gran piacere di incontrarci. Grazie al presidente AIL Catania Riccardo Bottino, grazie alla professoressa Sara Pirrone, che è la volontaria di AIL. Abbiamo visto, le rivediamo, chiedo alla regia di fare rivedere le stelle, che sono il simbolo poi della vostra campagna. La stiamo vedendo, una stella e i cioccolatini quest'anno per aiutare, per sostenere la ricerca, ma anche per aiutare e dare un conforto ai malati che combattono ogni giorno con la malattia. Grazie, buon lavoro a voi sempre. Grazie per essere stati presenti oggi insieme a noi. Adesso ci sono le pillole di almanacco e poi ci ritroviamo, cambieremo completamente tema, ma la nostra trasmissione è proprio così, saremo molto più leggeri, andremo da Marco Amato per scrutare le stelle, insomma parleremo di oroscopo. Sempre stelle. Oggi 28 novembre si festeggia la giornata del Mediterraneo. Si tratta di una celebrazione dichiarata nel 2020 dai 42 Stati membri dell'Unione per il Mediterraneo per mettere in evidenza il patrimonio millenario del Mediterraneo come centro di dialogo culturale. Una comune identità mediterranea favorisce gli scambi interculturali e abbraccia diversità linguistiche e religiose in una regione che ospita più di 480 milioni di persone in 3 continenti. Ma sapete come funzionano le automobili?
sono costituite da un insieme di impianti che generano energia e la trasmettono alle ruote. Una serie di ingranaggi meccanici consentono di sterzare per cambiare direzione o di frenare applicando una forza frenante. Ma sapete qual è stata la prima auto di serie con cambio automatico? Si tratta delle auto Oldsmobile diffuse negli Stati Uniti a partire dal 1940. Rieccoci a Buongiorno Sicilia, adesso c'è Marco Amato in collegamento con noi, vediamo questa tazzina di stamattina che è particolarissima. C'è un supporto alla tazzina? È un supporto esterno? È un supporto esterno, ma è integrato comunque, non è amovibile, diciamo, la parte di ceramica da quella metallica, che la impreziosisce, la rende un po' più regale, perché oggi è un omaggio floreale, quindi una rifioritura ad un artista che amo tanto, e parliamo ancora una volta di... Musica! musica. Il nostro argomento preferito. Esatto. Allora, oggi vi racconto di un capricorno molto speciale, ovvero Marco Mengoni, che proprio domani esce col suo nuovo single. Ebbene, buttare tutta all'aria è il titolo che ha dato a questo suo nuovo singolo, molto atteso peraltro. Tra l'altro, dopo vicissitudini personali e familiari un po' complicate, Marco Mengoni torna in scena promettendo già, dopo aver lanciato il singolo, di fare un giro per tutti gli stadi d'Italia. E quindi grande Marco ancora una volta, che incarna perfettamente l'essenza del suo segno zodiacale, ovvero il Capricorno. Il Capricorno in genere non è un piacione zodiacale, proprio perché in genere gli si attribuisce un carattere abbastanza duro, razionale, spigoloso, tendente al pessimismo, ma invece il simbolo proprio è composto da uno stambecco, da una capra, e che metà poi ha la coda di pesce, di delfino. E beh, i miti su questa iconografia si perdono nel tempo, tra gli dei sumeri fluviali, anche una mitologia greca che ci narra di Pan, che quando, come tutte le altre divinità olimpiche, si dovette nascondere dall'arrivo del titano Tifone, mutarono tutti forma per nascondersi, e Pan si mutò in capra, ma essendo vicino a un corso d'acqua e avendo capito che l'idea non era del tutto saggia, mutò una parte del suo essere capra in pesce. Giove, adirato dal suo essere poco coraggioso, lo condannò ad avere sempre le sembianze che assunse in quel momento di pericolo. Il Capricorno è anche la magnificazione della capra Amaltea, che fu la capra che allattò Giove bambino quando venne nascosto sul monte Ida per non essere mangiato da Saturno. Tra miti e leggende e tante stelle floreali e di cioccolato, ma anche delle luci che fanno da timone ai naviganti, a noi umani da millenni, vi narro oggi di una luna in Scorpione profonda e anche un po' dubbiosa, che mette in allerta i segni di acqua, ovvero pesci e Cancro e Scorpione, che sono un po' più titubanti, un po' più sensibili, più abili a intuire e capire il pericolo. Quindi oggi i segni d'acqua si sgamano chiunque. Acquario e Leone, proprio per questa posizione, sono invece un po' più dubbiosi, amano comunque tirare fuori la verità e tentano di mettere con le spalle al muro qualcuno per farsi dire qualcosa di importante, mentre invece Ariete e Bilancia viscono un po' la giornata con delle cose da fare che li oberano, saranno un po' nervosi, anche se vorrebbero, soprattutto la Bilancia, congiungersi un po' ai propri cari. Terra, Toro, Vergine e Capricorno sono appunto dei segni oggi molto ben messi, un po' meno il Toro perché la Luna e Scorpione quindi è in opposizione, ma la Vergine trova assolutamente sponda in quelle che sono le sue esigenze ed è un po' più leggera e confortata. Capricorno magnifico, non solo oggi ma in questo periodo di grande rinascita, che innesca inizio di progetti nuovi, grandi, ambiziosi, come solo il 10° segno, il segno del lavoro, riesce a fare. Quindi auguri ai Capricorni.
capricorno. E con questo vi auguro una splendida mattinata e buongiorno Sicilia. Grazie Marco, buongiorno anche a te, ci ritroviamo domani per fare il punto del fine settimana. Adesso torniamo da Marco Carli con le notizie sportive? Sì, velocemente facciamo vedere la prima pagina della Gazzetta. Usciamo praticamente da un paio di giorni di Coppa che continuano anche oggi. Attenzione. Esatto, continua anche oggi con le altre due coppe, la Champions martedì e mercoledì. Potevamo chiedere a Marco cosa dice l'oroscopo per la prossima Champions, magari ce lo facciamo dire, però la classifica dice che ci sono due squadre italiane molto ben messe, che sono l'Inter, che è seconda, e l'Atalanta, che è subito dietro e che continua a realizzare tantissimi gol. Un po' meno alcune alte, soprattutto la Juventus, che ieri ha avuto un brivido nel finale, che comunque ha una posizione di classifica che può portarla alla qualificazione anche diretta, che però ha subito un gol proprio agli ultimi secondi della partita con l'Aston Villa, annullato poi dall'arbitro per un fallo sul portiere della Juve. Dunque il titolo è brivido Juve, pari anche con l'Aston Villa. Per passare serve di più ovviamente alla Juventus, che adesso si trova in questa super classificona della Champions a metà appunto del guado. Difficoltà invece per quanto riguarda il Bologna, che finalmente ha trovato il gol contro il Lille, il primo gol in questa Champions League, ma che continua a perdere e dunque è vicina all'eliminazione. Sappiamo che dal 25° posto in poi vanno tutti a casa. Benissimo, grazie allora Marco per questa finestra sul mondo delle coppe europee. Noi ci lasciamo come sempre in musica e il 28 di novembre del 1964 Gianni Morandi era in testa alla classifica con una delle canzoni più note del suo repertorio, cioè Non son degno di te. Stamattina sentiamo proprio questo grande successo di Morandi, però cantato in coppia con Gianna Nannini. A tutti voi, buongiorno Sicilia.